A Venezia c'è stato il volo della Colombina con una partecipazione ridotta di persone, non perché non ci fosse il pubblico, ma perché i nuovi canoni della sicurezza stabiliscono un tot di persone e poi basta. Anche ad Acireale i carri sono partiti, a Sciacca partiranno adesso e in altre città come Favara, Canicattio, Palma, insomma praticamente il carnevale è già iniziato, uno degli appuntamenti più importanti per chi vuole divertirsi, ognuno nel suo piccolo o nel suo grande spettacolo riesce sempre a coinvolgere le persone, piccoli, grandi, che per diversi giorni insomma magari abbandonano un po' le problematiche quotidiane di lavoro, famiglia o altro per cercare di evadere almeno per qualche giorno. Io ho già assaggiato il carnevale, uso proprio questa parola perché nel senso che ho mangiato le chiacchiere, che sono dalle nostre parti il dolce caratteristico di questo periodo. Poi per la tradizione gastronomica proprio mi atterrò a quelli che sono i canoni, no? Cioè nel mangiare la carne a sugo, tutto quello che è stabilito dalla tradizione. Stabilito anche che per la settimana del carnevale Target è ancora con voi a tenervi compagnia, di ciò vi ringraziamo perché la presenza, la partecipazione è davvero in gran numero. I nostri sacrifici e quello che insomma che noi cerchiamo di fare come Televideo Agrigento è ricompensato dalla vostra presenza. Lo dicono in maniera numerica, magari i click e i mi piace o le visualizzazioni su YouTube o direttamente sul nostro sito www.televideoagrigento.tv, ma poi lo dice anche la simpatia personale di insomma, tutti quelli che incontriamo, tutti quelli che mi vedono, nel senso che mi ormai rapportano e mi rappresentano in target di TVA. Anche questa settimana parleremo di alcune cose interessanti, cose serie, ma anche cose diciamo allegre in tema natalizio. Ci vedete in tutta la Sicilia nel digitale terrestre, l'LCN il 92 e naturalmente sul sito www.televideoagrigento.tv dove c'è il link dedicato, ma dove noi abbiamo anche la nostra trasmissione in streaming. Il tutto coronato anche da quelle che ormai sono i punti di contatto essenziali, ovvero Facebook su tutto quello che la moderna comunicazione ci permette di fare. Bene, dopo questo aperitivo allora in tema carnascialesco passo subito a presentare gli ospiti della puntata odierna. Iniziamo dalla mia sinistra, lui è Carmelo Rappisi ed è un attore. Continuiamo con Francesco Di Natale, è il presidente CNA Turismo e Commercio della Sicilia. Buonasera. Continuiamo con Francesco Monreale, assessore al Comune di Aragona. Buonasera. Gradito ritorno e presenza, collega giornalista e scrittore Enzo Di Natali. E poi Rino Vetro, lui è il direttore responsabile del Carnevale di Favara. Il nostro ospite musicale si chiama Samuel Coniglio. E poi il nostro ospite di eccezione, come si dice a volte special guest, lui è il Mago Normal. Avrei preferito Mago Special, no, nel special senso guest special però guest è un parolone. Dai, cioè, come un parolone? No, Tu, no, cioè, da quando ti abbiamo ospitato qualche anno fa per la prima volta, adesso insomma ne hai fatta di strada. sì, andata e anzi, io ritorno. devo dirti che noi ci conosciamo prima ancora che tu facessi Target, sì. però già 2 o 3 anni fa, quando sono venuto la prima volta, ti vedo sempre lo stesso, né più grande né più piccolo, manco con un capello bianco né uno nero, sempre lo stesso. Io Sembri praticamente dovrei consigliarti un buon oculista dove poter andare, insomma, per perfezionare la tua vista. Mago Normal è una delle figure più belle del panorama siciliano, ma non solo nel campo della magia e della fantasia, ospite anche in diverse trasmissioni a carattere nazionale. È un po' estroso, un po' birichino, ma sicuramente molto divertente. Beh,
io amo la magia, quindi mi piace variare, appunto, fantasticare con la magia. Ma hai usato una magia particolare per far rizzare quei capelli? Una buona lacca. Ah, una cosa semplice allora, no? Credevo che ci fosse un trucco particolare. Sì, no. certo, se usi l'H dei cinesi non puoi avere questo risultato. Spero che ci hai preparato qualcosa di bello, divertente, certo. anche, non lo so, ti offro anche i miei ospiti. Se Già vuoi. inizio subito? Non lo so, un assaggino, un che assaggino, dici? Certo. No, allora io qualcosa di semplice. Allora, visto che è da tanto tempo che non vengo e visto che io ho iniziato a fare magia, cioè io qui ho il mio primo mazzo di carte, ok? Sembra lo stesso, si vede che è un po'... regalato nel 1981. È un po' datato, sì. Io sono nato nell'82, quindi prima ancora di nascere io già avevo questo mazzo. Ah? Non il 17. No, quello era fuori campo. Allora, praticamente che cosa ho? Questo mazzo di carte, molto vecchio, usurato, facciamole vedere velocemente. Ma sì, adesso stringe Gerlando anche nel campo vostro. Prego, mescoli le carte. Nel senso, allora, come vedete ci sono tanti tipi di miscugli. Questo è il miscuglio con scivolata col cavo della mano. Conoscevate questo? Sì, no, però poi ci sono tanti altri tipi di miscugli, tipo quello classico all'americano, lo conoscete, no? Gli amici, questo qui è quello così, ok? Poi c'è il poi c'è il miscuglio all'indiana, che è così, vedete? In questo modo. Poi c'è il miscuglio, ragazzi, a farfalla. Guardate. Ok. Questo era il miscuglio. Allora, quindi puoi confermare, come ti chiami? Samuel, puoi confermarmi che queste sono carte da poker? Sì. Ok? Fiori, quadri, picche e cuori. Allora, adesso tu mi dovresti dire stop quando vuoi. Ok? Ok, ovviamente non quella che si vede, quella subito dopo. Ok, prendila. Falla vedere in camera, io mi giro e adesso la metti al contrario rispetto a tutte le altre. Quindi col dorso al contrario. In modo tale che è l'unica girata. Al contrario, girato. Ok? Va bene. Vila. Ok, sarà l'unica carta girata. Adesso io cosa farò? Peserò la carta, perché io quando ero piccolo praticamente una bilancia me la lanciarono in testa. Ti è entrata in testa allora? Sì, no, acquisì un potere speciale, infatti diventai Bilanciaman, non so se lo conoscete come supereroe, e quindi il mio superpotere appunto è pesare le cose con la sola mano, quindi se voi volete pesarvi basta che io vi mettete sopra la mia mano. Adesso in questo modo io bilanciando la carta con lo sbilanciamento totale del mazzo riuscirò a capire qual è la carta. Allora, la tua carta è, la fate vedere in campo? Cioè in camera? Ok, è nera, non è rossa. Quindi, cioè, sono due colori. Ok. Già il 50% hai indovinato. Ancora, poi ci sono 4 semi, quindi i rossi li leviamo, rimangono solo i 2. Il seme è pic. È pic. Sì, l'abbiamo vista anche noi. Ok, il seme è pic. Attenzione, aspettate un attimo, adesso non è una figura, le figure sono molto pesanti perché hanno molta vernice nella carta, mentre invece i numeri hanno poca vernice. Io posso confermare che è un numero. È un numero? Ok. Ora dirò il numero esatto. Non è un numero alto, quindi dal 7 in su non è sicuro, è vero? Ok. Il campo si restringe allora? Il campo si restringe, quindi dal 7 in giù, quindi rimane dal 6 all'1 e quindi secondo me dico il numero esatto. Il 3. Vediamo. L'abbiamo visto pure noi. Confermiamo. Ah, già ho passato. Eccolo qua. L'unica carta al contrario. È incredibile. Mago Normal ed è tutto normal. grazie Mago Normal. Poi lo vedremo ancora in altri suoi giochini. Insomma, siamo in tema di carnevale, poi animi tu delle serate, no? Delle piazze, delle feste. Certo, insomma, sì, teatro, locale, dove mi chiamano. Tutto quello che è importante. Bene, Enzo De Natale, abbiamo iniziato in allegria, no? Complimenti. Complimenti. Questo era il mio primo gioco. Però ha dimenticato un altro modo di mischiare? Ah, tu sei un intenditore siciliano, no? Ah, quello con ammazzettine. Vero, che era questo. Ammazzettine, sì, il classico. No, perché mi aspettavo che lui onestamente mescolava. Questo è quello nostro. Enzo,
Adesso diciamo, il 4 di marzo è in programma la tornata elettorale per l'elezione del Parlamento italiano. Per la prima volta abbiamo un nuovo sistema elettorale, il Rosatellum bis. In realtà non è che ci lasci tanta fantasia, basta mettere una croce, insomma è tutto a posto. Insomma, tu in questo periodo ti sei anche interessato dell'avvicinamento, del distacco dei cittadini alla politica. Com'è questo trend? Ma io penso che noi dobbiamo tutti seriamente riflettere su un dato oggettivo. Nell'elezione del novembre per le regionali, il 60% dei cittadini della provincia di Agrigento non è andato a votare. A Palma di Montechiaro abbiamo... E c'era la preferenza, E c'era la preferenza. A Palma di Montechiaro noi abbiamo registrato addirittura il 72% dell'astensione, in Sicilia il 53%. Questo significa che la società sta vivendo un profondo disagio, anzi io dico che nella provincia di Agrigento i cittadini non hanno più fiducia, non hanno più speranza. Dinanzi a questo scenario così complesso, difficile, e chi vive nel mondo della scuola ha un contatto diretto con le famiglie e vede da un anno all'altro come il numero degli alunni diminuisce perché ci sono famiglie che vanno via, tutto questo impone una seria riflessione. La seria riflessione è la seguente: un invito, e qui per quanto riguarda la mia formazione culturale, i cattolici a riflettere dinanzi a questo disagio. E proprio il giorno 26 di gennaio abbiamo organizzato un convegno ad iniziativa della rivista Oltre il Muro e sono venuti persone da tutta la provincia sul tema la testimonianza oggi dei cattolici nella disperata provincia di Agrigento. Proprio perché abbiamo voluto fare un punto, perché la gente è disperata, perché la gente va via, perché questa politica ha prodotto questa forte astensione. Che non dà risposta. E non bisogna dimenticare che se qui in provincia di Agrigento noi abbiamo avuto il 60% di astensione, quelli che sono andati a votare, il 40% ha votato il Movimento 5 Stelle, i grillini, e penso anche per forma di protesta. Questo dunque deve farci riflettere. Un po' da rivisitare e da rivedere il quadro, non tanto politico, ma sicuramente lo stimolo che chi si mette in politica deve dare alla città. Pensiamo questo, caro Giuseppe, che in questi 25 anni è stato mortificato, ignorato un grande insegnamento, un insegnamento filosofico e politico, e cioè la dottrina sociale della Chiesa. L'insegnamento sociale cristiano ha fatto grande questa nazione, ha fatto ad esempio la Costituzione, ma nei decenni successivi noi abbiamo avuto grandi uomini politici, da De Gasperi, Moro, Fanfani e via dicendo, che hanno fatto le più belle riforme. La riforma della scuola, ovviamente in collaborazione con le altre forze politiche, perché non dirò anche Pietro Nenni. Sì. Grande uomo politico, hanno fatto la riforma della scuola, della sanità, della previdenza, della casa, il piano casa ad esempio di Amintore Fanfani, cioè c'è stato un grande benessere. In questi 25 anni lentamente tutte quelle conquiste che noi abbiamo avuto sono andate perdute. Dobbiamo sicuramente avere una rivisitazione e lo possiamo paragonare insomma magari a una gara di automobilismo quando si dice uno stop and go, ecco. Sì. Bisogna ripartire. Allora ci siamo rincontrati una settantina di persone della provincia proprio per riflettere su questo momento e abbiamo pensato che lo stesso tema che abbiamo trattato ad Agrigento lo andremo a trattare nei singoli comuni in modo da coinvolgere le persone e per prendere il linguaggio della gente, perché c'è un dato, e chiudo, poi magari ci ritorno su questo argomento, un argomento cioè interessante. La dottrina sociale della Chiesa, il partito cattolico
insieme ad altri alleati, ad esempio il Partito Socialista, nei decenni trascorsi del Novecento hanno lottato contro i latifondi. A quei latifondi oggi si sono instaurati, formati nuovi latifondi che opprimano le persone. Ad esempio, ne dico uno per tutti, il latifondo del conferimento dei rifiuti. Chiamiamo le cose per nome. Quando un cittadino deve, un pensionato deve versare metà della pensione o una pensione intera, cioè una mensilità per il conferimento dei rifiuti, che cosa ci deve rimanere a quella persona? Dico, è un conferimento dei rifiuti che poi avviene tra mille difficoltà, tra mille difficoltà. Io sono stato problemi ambientali sono stato assessore per 1 anno e mezzo al comune di Canicattì, ho avuto come delega proprio l'ambiente e so come funziona, e funziona male questo settore. Però insomma ad Aragona qualcosa si sta incanalando per il verso giusto, già la differenziata sta iniziando ad avere numeri percentuali accettabili, i cittadini stanno collaborando. Assessore Francesco Monreale, qual è il segreto, o comunque qual è stata la strada che avete intrapreso? Sicuramente il merito è tutto dei cittadini, perché fin da subito hanno risposto benissimo. Infatti già dal primo mese di inizio di raccolta differenziata, parliamo di aprile di quest'anno, il Comune di Aragona, dell'anno scorso, mi scusi, del 2017, il Comune di Aragona ha sfiorato quasi il 62% di differenziata. Ora ci collochiamo, dopo quasi 7 mesi di differenziata, intorno al 60%. Quindi vuol dire che i cittadini erano maturi, non aspettavano altro che iniziare questo tipo di servizio, che è un servizio che funziona, che è efficiente, perché basta sapersi organizzare in famiglia, avere 4 contenitori diversi, plastica, vetro, umido e cartone, e ogni sera collocare il proprio cestello fuori la porta, e la mattina ci sono le squadre che raccolgono i rifiuti, quindi non c'è nemmeno la difficoltà di andare a trovare un cassonetto dove andare a depositare. Agrigento ha avuto delle difficoltà, in realtà ha anche bloccato questa raccolta differenziata. A Favara la facciamo da tanti anni, però non abbiamo visto risultati, cioè nel corso degli anni, nonostante la differenziata, il budget complessivo è aumentato, si dice per il problema di discariche, per il problema di lontananza, fare la differenziata secondo me dovrebbe portare 2 cose: a un risparmio economico e a un benessere ambientale che fa bene a tutti, insomma. Ci sono state queste 2 cose? Allora, il benessere ambientale sicuramente sì, perché il tonnellaggio dei rifiuti che ogni settimana conferivamo nella discarica di indifferenziata si è più che dimezzato. Quindi sicuramente un beneficio ambientale, perché avere il 60% di raccolta differenziata significa che il 60% dei rifiuti non va più in discarica, e quindi viene riciclato. Quindi sicuramente è una forma di tutela ambientale che si vede, e su questo ci siamo. La tasca invece? Allora, per quanto riguarda la tasca, il problema è un po' diverso, perché ci sono tante variabili. La variabile principale, e lo leggiamo in tutti i giornali e telegiornali, che la Sicilia non è dotata di un sistema efficiente di raccolta differenziata. Mancano le strutture. Mancano le discariche per l'umido, mancano i centri di raccolta della carta, mancano i centri di raccolta della plastica. E queste cose che facciamo dove vanno allora? Allora, ci sono, ma sono poche. Sono molto poche, sono distanti, e quindi trasportare carta, cartone o la plastica a 50-60 km. O pagare 400, continuo a pagare 400. Dobbiamo essere concreti. Parliamo o qualcosa in più. Oppure andare a conferire l'umido a 70-80 km di distanza ha un suo costo. È vero che passa già, questo è vero, che è una triste realtà, e non solo, c'è un sistema, scusi assessore, in cui si può trasformare il costo in ricchezza del cittadino,
Cioè il cittadino invece di spendere 400 euro l'anno potrebbe guadagnare 400 euro l'anno, perché i rifiuti sono una ricchezza, come col cosiddetto compostaggio da cucina. Perfetto. Dove il cittadino Sì. può trasformare lui stesso a casa quello che produce in 3 cose: pellet, alimenti per gli animali e concimi. Sì, ma dobbiamo andare in latitudini molto No, alte, guardi, insomma, ci vuole un po' di buona volontà. un problema culturale. da campione d'Italia a salire. Ci vuole soltanto un po' Continuiamo, di buona Assessore volontà. Morgani. Io quello che voglio dire è che questo è un processo irreversibile, non si può ritornare più ai cassonetti. E su questo, certo. Su questo penso che siamo tutti d'accordo, Sì. no? Quindi la strada è una e soltanto una. Se Aragona ha iniziato 7 mesi fa, Agrigento ha iniziato a singhiozzo e tanti altri comuni della provincia ancora non hanno iniziato o hanno iniziato da poco, prima di arrivare all'efficienza che si ha, come dice bene qua il nostro amico giornalista, che hanno nel nord Italia, Sì. e ricavare, ci vuole un cambio culturale, ci vuole un po' di tempo, però il processo è irreversibile. L'importante è che abbiamo iniziato, Non si allora. può tornare indietro, abbiamo iniziato, ad Aragona abbiamo iniziato anche bene, e i cittadini probabilmente non subito, ma fra un po' di tempo arriverà il ritorno economico, perché se lei l'indifferenziato lo porta in discarica e lo paga 130 euro a tonnellata, meno gliene porta Meno paga. e meno paga. Vabbè, Quindi aspetteremo. questo è un dato di fatto aspetteremo. sicuro. Bisogna sapere aspettare, pazientare, e Credo comunque che anche è un... tutto il sistema deve essere rivisto. L'altro giorno in televisione il sindaco di Capaci, credo che era Capaci o Cinesi, non ricordo, che è una delle cittadine a più alto indice di differenziata, dice che tutto il guadagno se lo mangia perché i camion devono portare poi l'indifferenziato nella discarica di Lendine. Dice, allora, Ma perché mancano le strutture? Che ho fatto? Non ho fatto niente. Io, in questi giorni il presidente Musumeci ha praticamente chiesto i pieni poteri al premier Gentiloni per avere mano libera per la costruzione degli impianti. La differenziata è partita. Siete favorevoli o contrari al termovalorizzatore? Io personalmente lo trovo una delle soluzioni, ma non l'unica. Enzo De Natale. Ma io ritorno a dire, Ci sono termovalorizzatori dell'ultima generazione che... c'è una macchinetta che costa appena 300 euro. Ah, tu ritorni che al consente compostaggio. L'80% di quello che noi produciamo è organico. Sì. Per cui questo 80% organico noi a casa lo possiamo trasformare. E dunque che cosa dobbiamo conferire? Un 20%? Il camion può passare una volta alla settimana. Tutto viene rivoluzionato. È questione di volontà. È questione evidentemente andare contro a determinati interessi che ci sono. Come dicevi tu, devi determinare Un'altra cosa che devo lati dire, fondi. quello che sta affondando tutti i comuni è la voce rifiuti. Perché comune di Canicattì, posso dire comune di Agrigento, comune di Canicattì, il costo è di 7 milioni. Il 40-50% della popolazione non paga. Significa che il comune ogni anno ha una perdita di 3 milioni e mezzo di euro. Di che cosa più parliamo? Va bene, sicuramente avremo modo di ritornarci. Perché ci sono degli interessi che devono essere salvaguardati. E di parlare in maniera positiva. Sicuramente il film premio Oscar di qualche anno fa diceva che la bellezza salverà il mondo, no? Anche la cultura ci potrà salvare. La domanda la faccio a Francesco Di Natale della CNA, no? Diciamo che questo è il viale principale per poterci anche risolvere e risollevarci dal punto di vista economico. Ma io, mentre poco fa loro parlavano, facevo una riflessione. Prima di tutto è necessario un cambiamento culturale in tutti noi, perché fino a quando continueremo a pensare che tanto a me che me ne importa, non risolveremo mai il problema atavico della nostra terra. Ricordo ai tempi, quando ero giovane, studente universitario a Milano, a Brescia avevano il termovalorizzatore, e parlo del 1985, attraverso il quale riscaldavano la città di Brescia con l'acqua calda e i termosifoni, cosa a cui io non credevo, pensavo che fosse una barzelletta. In realtà era così. No, di condominio ma di città. Di città. Questo da noi praticamente manco l'acqua normale, figuriamoci quella calda. Quindi se qua ci vuole un cambiamento culturale, si parla sempre più di economia circolare, di
compostaggio, di risolvere problemi anche dell'ambiente attraverso una serie di passaggi che dalla famiglia a salire dovremmo fare tutti. Poi sentivo parlare il mio amico Enzo, diceva a Canicattì un buon 50% non paga la tassa sullo smaltimento dei rifiuti. La gente la vede in realtà come una tassa, non come un servizio. Come un'imposizione. Perché è un'imposizione, perché se poi dall'altra parte vediamo quello che succede, vediamo le strade sempre sporche, le città sempre sporche, non ci sono, si fa una pseudo sorta di riciclaggio della spazzatura, ma come si fa? Non ci sono gli impianti di compostaggio e spesso, non dico sempre, spesso quando si fa la differenziata poi chi è addetto alla raccolta la indifferenzia. Quindi stiamo parlando di cose che lasciamo realtà, perdere i rifiuti, la parentesi, carissimo Presidente, occupiamoci di altro. Al nostro obiettivo per il quale abbiamo invitato la CNA, ovvero questa partnership importante con la città di Palermo, capitale della cultura del 2018, dove la CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, ha una parte importante. Stiamo organizzando a Palermo, e Palermo non è una location presa a caso. Ti fate anche per Agrigento, no? Assolutamente sì, assolutamente. Tifiamo per le bellezze del nostro territorio. Noi siamo intanto il CNA Sicilia, quindi tifiamo per le bellezze. Poi sta la CNA nazionale. Alla partnership con Palermo. Dicevo, noi stiamo organizzando a Palermo venerdì prossimo, quindi venerdì 9, un focus normativo economico sul turismo esperienziale. L'idea esperienziale o relazionale è una forma di turismo che viviamo in realtà tutti, ma che ancora di cui non si era data una definizione. Ne parlerò ora dopo che introduco questo evento, questo focus normativo economico che si svolgerà a Palermo. Dicevo, la location non è presa a caso, né tantomeno è Palermo perché è la capitale, il capoluogo della regione siciliana. È fatto a Palermo perché vogliamo onorare Palermo, capitale della cultura del 2018 in Italia. Ne abbiamo parlato con il sindaco Orlando che è stato entusiasta di questa cosa e ci ha dato la disponibilità di organizzare questo evento a Sala delle Lapidi, a Palazzo delle Aquile. Ci sarà un parterre importante di ospiti, la giornata sarà divisa in due parti. Si parlerà di turismo esperienziale, un viaggio da vivere, si intitola la giornata, tra mestieri e tradizioni. La giornata sarà divisa in due parti. La mattina in cui si parlerà in due tavoli separati, si parlerà da una parte dell'aspetto economico del turismo, quanto incide il turismo esperienziale nell'economia della nostra terra e delle prospettive che il turismo esperienziale ha di crescita e di fare sviluppare l'indotto economico del turismo. Dall'altra parte invece, e quindi questo sarà discusso dal professore Fazio, che è un professore di economia e commercio, che si occuperà appunto della parte economica, delle potenzialità di crescita del turismo. La seconda parte della mattinata, la seconda sessione, sarà invece tenuta dal professore Testa, che è un docente dell'Università di Milano, che si occuperà di dare invece un profilo giuridico al turismo esperienziale, perché ancora oggi la definizione di turismo esperienziale è molto vaga, anche se abbiamo ben chiaro quello che è il turismo esperienziale e quello che fa, ma per esempio le guide del turismo esperienziale non sono inquadrate in una professione particolare, quindi si lavora per per forza di inerzia. E noi abbiamo l'ambizione come CNA di dare un inquadramento giuridico alla professione per far sì che chi si occupa di turismo esperienziale possa lavorare rispettando le regole, possa avere uno standard qualitativo. Ci sarà anche, è una chicca, Airbnb, l'amministratore di Airbnb, perché CNA nazionale ha stipulato una convenzione con Airbnb. Tutti i nostri associati che utilizzano Airbnb, quindi che sono iscritti nella piattaforma di Airbnb, avranno la possibilità di usufruire di uno sconto sulle commissioni che girano ad Airbnb. Turismo esperienziale cos'è? Ne parliamo dopo, perché vedo che... scusi, Mago, la vedo un po' sonnecchiante? No, stavo ascoltando il B&B, che è una cosa bella, veramente. E quindi? No?
Quindi stavo ascoltando. No, Era assorto. Io ti ho invitato anche perché un po' dobbiamo spezzare quello che è insomma il nostro giusto. costo. E poi le carte, è una Le cosa carte. semplice che fanno tutti. Io Certo. capisco che tu sei un mago normal, Ma però certo. vorrei qualcosa Certo. di più. Certo. Ce l'abbiamo nel repertorio? Allora, mi alzo. Allora, questo si chiama, ragazzi, il cubo di Rubik. Sì, lo conosciamo, quello dei Vedete? tanti colori che bisogna girare Sì, le faccette. l'obiettivo per... è appunto riuscire a mettere tutte le facce con lo stesso colore. Ok? Sì. E che vi posso dire? Vi posso dire solo che solo all'incirca 1000 persone in tutto il mondo riescono a farlo al di sotto di 2 minuti. Solo 400, poco più di 400 riescono a farlo in meno di 1 minuto. Il cubo di Rubik. Io questa sera farò un gioco di carte. O meglio, non è un gioco di carte, è un gioco di carte ESP. E queste sono delle carte che rappresentano, appunto, sono delle figure particolari. Sì, piano piano così li facciamo vedere alla telecamera. Sì, ecco, quadrato, onde, croce, ecco, la vediamo. Cerchio. cerchio e stella. E stella. Ognuna di queste rappresenta qualcosa. Il quadrato rappresenta la casa, le onde il mare, la croce la fede, il cerchio il pianeta e la stella l'universo. La panza. Poi, allora, mi serviva qualcuno che ama Claudio Baglioni. Tutti dall'altra parte si girano. Allora, qualcuno che canta, Faccia finta qualcuno che canta, il cantante. caso sta vicino, però no, possiamo confermare, voglio dirlo in televisione, io e lui non ci siamo mai messi d'accordo. Si sono conosciuti proprio adesso, che ci ecco. vediamo. Allora ti do queste carte, io ora la prima lo farò 3 volte, è sempre più difficile. Allora mi giro, prendi una sola carta, le altre te le metti in tasca, sotto il sedere, dove vuoi, qua sotto, non me le fai vedere, te ne tieni solo una così in mano, ok? Mi giro da questa parte perché c'è il televisore, se non vedo. Dimmi quando l'hai fatto, fallo vedere in camera quello che scegli per la prima volta. E le altre le posa. E le altre le posi. E questo lo tieni conservato tra le 2 mani. Perfetto. Ok, fatto? Fatto. Fatto, perfetto. Adesso guardate attentamente, amici. Adesso io ho detto come ti chiami tu? Sicuro? Sei sicuro che ti chiami Samuel? Almeno. Allora, io dovrò cercare di capire tramite i suoi occhi che cosa sta scegliendo o cosa ha scelto. Però se sbaglio devi dirmi solo no, ho sbagliato. Se indovini fai vedere la carta. Le onde. Se lei non suggerisce. Allora, aspetta, perché tramite gli occhi mi focalizzo, mentalmente riesco a capire quale cerchio secondo me è scelto. Cerchio? Ok, questa è la prima volta. Adesso lo faccio più difficile. Puoi confermare che qui non è trasparente, sono delle bende da pirata? Ok, adesso io mi bendo, riprendi di nuovo le carte, mescoli le carte, ne prendi una quella che vuoi, questa volta invece la guardi solo tu, ok? La guardi solo tu, io mi bendo in modo tale che se qualcuno poteva pensare poco fa che magari dalla telecamera, girando, o qualcuno mi ha suggerito... Sì, riprendile tutte e guarda quella che vuoi e ne prendi una, ok? Quella che vuoi, sì, come vuoi tu. L'importante è che ne scegli uno, questa volta guardala solo tu però, ok? In modo tale che l'unico a sapere chi ha scelto questa carta è appunto chi ha le carte in mano. Fatto. Posso girarmi? Adesso per fare questo devo cercare io di come te lo posso dire? Come ti chiami? Samuel, perfetto Samuel. Sei sicuro che ti chiami Samuel? Sì, sempre. Ok, cosa senti? Senti qualcosa? Le sue mani che mi stanno toccando. Toccando. E lei ama gli uomini? No. No, ok, va bene, ok. Quindi le donne, vero?
Ed è incredibile, ragazzi, lui ama le donne e quindi se ama le donne ama anche le onde, può essere? Può essere che ami le onde? Ed è incredibile, ragazzi. Ancora più difficile, ragazzi. Ragazzi, ancora più difficile. Adesso io mi ribendo, mescoli le carte, nessuno dovrà guardare completamente e prenderai una carta, quella che prende a caso. Tu devi mescolare e non lo saprà nemmeno lui. Non lo saprà nemmeno lui, nessuno lo saprà. Completamente mi ribendo, mi rigiro sempre. E adesso ovviamente per essere questa è la parte diciamo più difficile perché... Quindi anche Samuel prende una carta così a caso. Esatto, e neanche lui, quindi se magari neanche qualcuno lui poteva sa pensare di che cosa che... si tratta, la mette tra le due mani, fatto. Quindi se qualcuno poteva pensare che poco fa magari mi suggeriva lui, a questo giro non mi può suggerire neanche lui. Perché non lo sa. Non lo sa nessuno ovviamente. Adesso però, siccome è la parte più difficile, io cercherò di palpare come ti chiami? Samuel. Oh, sempre Samuel si chiama. E guarda attentamente, e ti toccherò in parti intime. Tu proverai paura per questo, va bene? E il naso. Ok? Cosa senti? Lei mi sta toccando il naso. Allora, secondo me può essere che allora, per me è difficile? Questo è difficile. Aspetta, il naso è... Che tipo di naso è questo? Poco per patatino. Me è croce, per me è Perché croce. Vediamo se non faccio cilecca, fammi vedere realmente. Fai vedere? Ma per questo io l'ho invitato, perché so che la sua qualità... Campo? Campo a lui, direttamente in faccia? Sì. Faccia? Ancora Mago più stretto? Normal, ed è tutto normal. Bravo. Grazie. Mago Normal, che poi è Luca per gli amici. Luca Piazza, Luca Piazza per gli amici. Grazie. Grazie a voi. Ce lo può spiegare qualche trucchetto? Sì, io posso dire, visto che noi abbiamo il club sia da Agrigento, abbiamo la mia sede che io sono un delegato di Caltanissetta, e a Catania, a Palermo, ci sono vari circoli. Fanno la scuola? Esatto, facciamo i corsi di magia. Per chi vuole poi, magari piace, interessa. Visionare la mia pagina Mago Normal Luca Piazza, mi trovate lì. Bene. Grazie. E a proposito, adesso insomma lo abbiamo sfruttato come partner di Mago Normal, ma adesso lo conosciamo un po' meglio come cantante. Samuel, allora, Rino, gli dai il microfono a Samuel? Abbiamo detto Samuel Coniglio, parlaci un po' di te allora, Samuel. Allora, io ho 16 anni. 16 anni? Sei di? Naro. Sei di Naro? Sempre in provincia di Agrigento. Canto da, diciamo, quasi 6 anni. Frequento il liceo musicale qua ad Agrigento. Ah, quindi diciamo, è una scuola giusta. Sì, sì. Liceo musicale, ma solo per il canto oppure stai abbinando lo strumento? Faccio anche? Canto e pianoforte. Canto e pianoforte. Ti ricordi quando la prima volta, insomma, tornando indietro 6 anni fa, quando hai iniziato veramente a dire io voglio fare questo? Sì. Quando è successo? Allora, giravo per la mia camera e mi è venuto in mente di cantare una canzone. Cantavo già da piccolino le canzoni dell'asilo che mi facevano fare le maestre. Tutti, ecco, lì, a scuola. Poi in me si è aperta questa diciamo strada del canto e quindi cantando la prima canzone ho capito che questa era... C'è un po' di voce, c'è, hai detto. Quindi è un po'... Naturalmente quindi... la cosa principale è la dote naturale, no? Uno deve avere una bella voce, non è che se la puoi inventare. Però poi ci sono anche delle tecniche di studio. Vabbè, certo. per saperla modulare, per saper respirare bene, insomma, sì. Tutto quello che questa scuola fa. Hai già avuto delle esperienze televisive o di piazza, oltre che Target oggi? Sì, allora ho avuto un'altra esperienza sempre qua a TVA un paio di anni fa, poi sono andato a Trasogna in realtà sulla 5, un programma trasmesso dalla Mediaset,
E poi poi studiamo, no? sì, Studio, poi qualche concerto in teatri, piazze. Beh, la cosa principale, come dice anche Carmelo, i Carmelo talenti che rovinano sono prodotti di i talenti rovinano, usa e getta, però intanto danno molta visibilità. Sì, ma per un giorno, poi e tutti gli altri. E per questo dico, mi fa piacere che Samuel Gavetta. vada anche a scuola per studiare uno strumento. E ti vogliamo sentire, Samuel, ci hai preparato che cosa? Ho portato un brano di Tiziano Ferro che si chiama La fine. La fine. Vuoi conquistare allora il centro del nostro studio? Per voi a Target Samuel Coniglio con La fine di Tiziano Ferro. Chiedo scusa che ho tradito e affanculo ogni nemico, che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia, ma in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca, e quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato e sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà alla fine, ma non sarà la fine. E come ogni volta ad aspettare, fare 1000 file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo da sempre della mia stessa vita. Non posso rifarlo e raccontarlo, è una gran fatica. E vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. E non mi sembra vero e non l'è mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dei minimi errori. Io sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quante ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un altro inverno. Non cambio mai su questo, mai distruggo tutto sempre. Se vi ho deluso chieder scusa non servirà a niente. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. In un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Bravo Samuel, sei sulla buona strada e hai anche delle ottime qualità musicali e vocali. Carmelo, hai detto di non andare nei talent, perché hai qualche cosa sì, contro? Perché? Per quale motivo? Sono d'accordo con un altro grande giornalista che scrive di musica su queste riviste musicali. Effettivamente i talent, secondo me, sì, vero è che ti danno la visibilità, ma è una visibilità passeggera, quella che non dura. I talent sono usa e getta, prodotti di consumo, cioè hanno rovinato e rovinano i giovani, perché non fanno la gavetta, tutti pensano ad apparire, ad avere un successo vappete, come un fiammifero, una fiammella, ma poi
Guarda, successivo guardiamo la percentuale. non se ne ricorda più nessuno. Sì, assolutamente. E finiscono male, oltretutto, anche psicologicamente, alcuni sono finiti anche male. Stasera siamo in concorrenza con invece, Sanremo, invece Beh, devo dire una cosa, anche io ho fatto- studiare gavetta e studiare gavetta. Sì, potrà anche servire per andarci, ma non con l'idea che la meta è quella. Perché molti di questi poi, a parte che ci sono cose sotto che firmano dei contratti in bianco e li sfruttano in una maniera vergognosa, che ti consiglio, studia il pianoforte, sì, la migliore cosa è scriversi le canzoni, perché poi potreste avere una bellissima voce, ma se questi non hanno un autore dietro, vediamo anche a Sanremo, alcuni che conosciamo anche di qua, delle zone, bravissimi. Ma se chi scrive canzoni decide che tu non ti interessa e segue quella, tu non esisti più, hai fatto Sanremo per un anno, ciao ciao. Ma con Normal, qual è la tua esperienza nei talent? Com'è stata Normal? Da evitare. No, Che hai fatto tu? no, io come talent avevo fatto l'anno scorso eccezionale veramente, però io sono un buon contrasto con il signore, perché è vero, forse qualche cosa che dice effettivamente è giusta, non è che... però alla fine chi vuole avere un minimo di visibilità, fare esperienza, non è che perché uno va al talent poi non deve fare più niente, oppure magari deve dire allora io che faccio? Non deve fermarsi lì. No, non deve fermarsi, cioè, uno ce l'ha chi vince, scusa, ce l'ha chi vince solo per 2 o 3 anni. Guardiamo la realtà, guardiamo tutti quelli che hanno partecipato ai talent, fammi un nome. E chi vince? Chi vince? Chi vince sì, ma è il 99% che... Cannello, tu come bravi. hai iniziato con la tua carriera di attore? Vabbè, come tutti quelli che stanno nei piccoli centri di paese, compagnie amatoriali, poi così per passione, quindi bilanci il fatto del tuo lavoro, lo bilanci con la passione del teatro, ma molti così, qui il nostro territorio è pieno. Poi quando capisci che quel tuo lavoro comincia a pesarti, dici vabbè, tanto abbiamo solo una vita, giochiamocela bene, e avaravo, come si dice dalla parte del teatro, dello spettacolo come attività. Facendo un percorso un po' a ritroso, 2 o 3 cose che ti ricordi veramente con grande piacere. Vabbè, c'è stata una bellissima collaborazione sia come autore che come partner con Franco Catalano, un bravissimo attore che penso tutti si ricorderanno. Abbiamo lavorato assieme 5-6 anni, gli ultimi anche della sua vita. Scriveva i testi ed era autore, c'erano in programma bellissime cose, poi sai, la forbice, come si dice, taglia tutto. E si faceva cabaret, anche teatro popolare. Poi io non è che il cabaret lo amo, lo scrivo, alle volte lo faccio in spettacoli di piazza, così, ma non ho mai mirato a questa attività, ho preferito fare il teatro. Poi ho ultime collaborazioni con Enzo Gambino, abbiamo lavorato moltissimo assieme, poi così ho preparato dei miei lavori, quindi per ora porto avanti un lavoro Schizofrenia Pirandelliana insieme a Ilaria Bordenca, che ha debuttato al Teatro Andromeda, un bellissimo teatro, ottenendo un grande successo, non perché lo dico io, ma perché è così e si vede. Sta andando molto bene, adesso mi sono fermato per un impegno di cinema, e quindi riprenderemo questo docufilm, questo spettacolo che portiamo anche nelle scuole superiori. Parleremo fra un attimo anche di questo importante docufilm di cui ti vede protagonista, perché abbiamo magari iniziato all'inizio subito spanato il programma e il discorso del carnevale, invece Rino se ne sta lì nel suo posto in silenzio e aspettando il turno che è arrivato. Da quanto tempo aspettate il carnevale a Favara, Rino? Uno stacco di 3-4 anni? Dopo uno stop di circa 9 anni. 9 anni. Siamo partiti con il progetto Carnevale a Favara. Io qualche mese fa, parlando con Anna Alva, la sindaca di Favara, ci siamo premessi di riportare il Carnevale a Favara, e devo dire che mi ha aiutato tantissimo, in quanto mi ha messo a disposizione una squadra di consiglieri capitanati da consigliere Caramazza, dove mi dava le direttive legislative, visto che dopo i fatti di Torino in materia di sicurezza allora dobbiamo agire in questo modo. Infatti mercoledì c'è stata l'ultima riunione con il comandante Raia e l'ufficio tecnico, con l'ingegnere
aiutami a Avenia? dirlo, l'ingegnere Avenia, abbiamo definito in maniera minuziosa il piano di sicurezza. Adesso Certo, perché la cosa importante lo dicono anche le norme, oltre che predisporre tutto quanto per il divertimento, quindi la musica, i carri, le maschere, si deve principalmente predisporre il piano di fuga, le strade da seguire, il percorso da adottare, tutte quelle che sono le indicazioni che dà questa nuova normativa. Perfetto, io devo dire che sono stato aiutato anche dalle associazioni di volontariato per sminuire il traffico, dagli steward per la sicurezza e dalle forze dell'ordine, quindi stiamo preparando una manifestazione all'insegna del divertimento. Dovevamo avere un supporto filmato, non so se la regia lo aveva già preparato, ma comunque se c'è poi lo faremo vedere. Ma dico, oltre a quello che è appunto la normativa e tutte le cose tecniche e burocratiche, e soprattutto c'è il lavoro di questi ragazzi, di queste associazioni che si sono impegnati finalmente per riproporre questi 3-4 giorni di divertimento. Perfetto, e devo dire che le vecchie leve che facevano i carri già 10 anni fa, adesso si ritrovano sposate con figli, hanno abbracciato questo progetto e mi stanno aiutando tantissimo. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i ragazzi che hanno realizzato i carri, perché i carri sono quasi pronti a sfilare. I carri che sono tre, non sono tantissimi, magari non vi aspettate carri di Acerialo o di Sciacca, però nel loro piccolo ci sono dei movimenti, c'è l'impegno soprattutto, ma c'è anche la volontà per quei giorni di rimanere nella propria città, nel proprio paese, affinché chi non ha anche la possibilità di andare fuori possa divertirsi e partecipare per il Natale, come succede per Favara, succede per Canicattì, per Palma, insomma per altri piccoli grandi realtà locali. Rino. È stato fatto un bando del comune dove prevedeva un massimo di 5 carri. Non ci siamo voluti allargare per motivi non tecnici ma più economici, visto che ormai è una realtà saputa e risaputa che le casse comunali di Favara non godono di ottima salute. Allora Favara ha partecipato, chi con €1, chi con qualche cosa in più, chi con lo sponsor per il carro, chi con aiuti economici. Favara vuole il carnevale, quindi abbiamo fatto una raccolta fondi e stiamo realizzando una mega festa con novità rispetto ai carnevali passati, perché adesso puntiamo più sui bambini. Abbiamo fatto i carri a tema dei bambini, i ragazzi già hanno individuato il carro Peppa Pig, un po' più ruffianeschi, Minions, dai, così Minions. Sapete che i bambini, le scuole, insomma, sono quelli che... E vita da emoticon, che ormai si usa sui social, Sì. quindi già è una realtà che viviamo un po' tutti. Peppa Pig, Peppa Pig. Smile e i Minions. Perfetto, già i carri sono pronti a sfilare, adesso mi affido solo al buon senso di chi verrà a divertirsi, di non fare uso di alcol e non rovinare la festa a tutti. Bene, facciamo anche un affidamento anche a quello che sta su Enzo, che non succede. Il problema meteorologico, quello insomma che è la cosa principale. Speriamo bene. Hai guardato, anche perché dietro c'è tanto lavoro. Allora, come dici tu, io ho fatto delle preghiere mie in tema di pioggia, non mi assicurano per venerdì, però le altre sfilate da sabato mi a martedì, promettono diciamo che me le fanno dobbiamo fare. andare bene. Cosa avete programmato per questi 4-5 giorni? Partiremo noi con la sfilata dei carri allegorici venerdì pomeriggio e ci protrarremo fino a notte fonda, a mezzanotte stacchiamo. Poi la cosa più importante è la domenica. La domenica stiamo puntando sui bambini, dove noi organizzatori abbiamo portato in piazza l'allegria data dalle scuole di ballo. Abbiamo invitato tutte le scuole di ballo che hanno abbracciato questo progetto con molto entusiasmo, prestigiatori dei maghi, che a titolo gratuito parteciperanno per divertire i bambini, allora no, anche animatori locali. No, ma chi è? Ci sono i maghi Sì, ma sono maghi scarsi. No, allora si devono fare. Sto scherzando. Devono diventare maghi. Scarsi io non lo dico, non mi permetto, sono maghi che stanno facendo la gavetta, quindi hanno voglia di farsi ci conosciamo tutti alla fine, nel senso che anzi se c'è poi in linea chi farà questo spettacolo, stavo scherzando, no? E ci conosciamo tutti perché ci sono amatori, professionisti, semiprofessionisti. Chi tenta e non questo ci riesce, dicevo chi è. Quindi la domenica ci vediamo nelle cene quando facciamo le cene tra maghi. Ritorniamo al programma. Certo, La domenica interamente dedicata ai bambini e alle scuole. Un'altra novità è che offriremo le chiacchiere date in donazione dai pasticceri locali, che
E quindi Devo dire si stanno impegnando anche su questo aspetto. La degustazione di chiacchiere unisce sempre. Mancabile. Poi la mattinata per le scuole, quella non va tralasciata. Infatti sulla Villetta della Pace a Favara faremo un mattinè dove abbiamo invitato già tutti i presidi con i rispettivi alunni e ci sarà pure degli spettacoli in piazza. Speriamo bene per il fatto meteorologico, perché a rovinare la festa purtroppo basta un po'. E poi dicevi principalmente il buonsenso di tutti noi. Sì, il buonsenso deve prevalere su tutto, perché adesso viviamo in un clima di terrore. Cioè dopo i fatti di Torino, gli eventi organizzati in piazza da chi si prende la responsabilità è un onere. Quindi io mi affido al buonsenso di chi verrà. Venite solo per divertirvi, non venite per provocare risse, per ubriacarvi e quant'altro. Ballate, divertitevi. E viva il carnevale favarese, viva tutti i carnevali del mondo. Un applauso ci bravo il carnevale. Prima di parlare della storia vergognosa, questo docufilm sulla migrazione, avevamo lasciato in sospeso questa spiegazione del turismo esperienziale. Ora, in poche parole, come non lo so, io se faccio il turista normale me ne vado a Palermo, vedo la cattedrale. Di fatto non voglio dare definizioni perché non mi compete, però voglio fare un esempio. Spesso quando viaggiamo, il viaggiatore in genere, preso nella sua vita normale, ubriaco di velocità, di tecnologia, di correre, di fare sempre in fretta, durante un viaggio, nel suo tempo libero, vuole vivere in maniera slow, vuole assaporare le tradizioni del luogo che visita, la tradizione culturale, storica, enogastronomica, vuole vivere un'esperienza. Molto spesso il ricordo del viaggio non è il monumento che si è visitato, ma l'esperienza che si è vissuta. Sta nascendo questa voglia di vivere l'identità del territorio che si visita, la tradizione culturale del territorio che si visita. Ci sono tantissimi viaggiatori del Nord America, del Nord Europa, che vengono dalle nostre parti e che è impensabile che vanno a visitare un borgo, ma in realtà è così. Voi pensate che un manager abituato sempre a correre tra riunioni, briefing, mail, viene a vivere un'esperienza in Sicilia e vuole visitare un borgo, vuole visitare la vita del borgo, vuole vivere la vita del borgo, vuole fare la colazione magari dopo aver unto le pecore con la ricotta che ha prodotto, che ha contribuito a produrre lui stesso. Queste sono le esperienze, da lì turismo esperienziale, che il turista poi si porta appresso. E il feedback che lui avrà è quello di avere vissuto una sensazione, di avere vissuto un'esperienza indimenticabile e che non potrà riproporre all'interno del suo vivere quotidiano. Questo, se lo colleghiamo poi al mercato online, vediamo che attraverso il mercato online, quindi l'indotto che si produce è esagerato, chi ha vissuto quell'esperienza vuole riacquistare i prodotti di quel territorio, probabilmente attraverso internet acquisterà il vino che ha bevuto in quel viaggio o il miele o il formaggio tipico della zona. E questo è il turismo esperienziale, dare la possibilità di vivere un'esperienza che ci riportiamo indietro nel nostro vivere quotidiano, che non potremmo vivere se non in quel borgo o in quel posto. Quindi la prossima volta che faremo un viaggio ricordiamoci di questo modo particolare di essere turisti. Io dico sempre al mio amico Pierfilippo Spoto, che in Sicilia è uno degli antesignani del turismo, il capofila del turismo esperienziale, che io ho fatto turismo esperienziale ante litteram, senza saperlo. Spesso io sono abituato a viaggiare, ma quando viaggio a me il visitare il museo, ed è un male, o visitare quel monumento di quella città, poi mi provoca quasi noia. A me piace vivere l'esperienza, di parlare con la gente del luogo, con i nativi. Certo. Dei miei viaggi, la cosa che ricordo con più piacere è stata un'esperienza che ho fatto quando sono stato a fare un safari in un villaggio Masai a Tsavo East, tra la Tanzania e il Kenya. Ma voglio dire, io non è che allora l'ho fatto perché sapevo di turismo esperienziale. Oggi, alla luce di quello che sta succedendo, quella è l'esperienza che io ricordo con più piacere. Sì. E questo è quello che succede. E il feedback che abbiamo nel territorio
da parte di chi ha fatto questo genere di turismo è esagerato. Se voi vedete quello che succede, il turista spesso, quando poi pubblica le foto del viaggio, della vacanza, non è che pubblica la foto del Colosseo, certo. Probabilmente pubblica la foto sui social media. Azza Giuseppina Cossi. Bravo, mentre fa la pizza o mentre cucina o prepara un'insalata di pomodoro. Una cosa quando quello che per noi siciliani il vivere slow è la normalità nostra, noi siamo abituati così. Per chi invece non vive, non assapora questo vivere slow nella sua vita normale, il venire ad assaporare questo e venire a conoscere l'identità del nostro territorio diventa un'esperienza importante che non dimenticherà mai. Bene. E questo contribuisce a fare crescere anche dal punto di vista economico il nostro territorio. Grazie alla CNA allora per questo impegno. L'area sicana è avanti in questo senso. È molto avanti. C'era la via dei formaggi. Con dei operatori ci sono degli operatori che si stanno questo mestiere nuovo, ai vari Pierfilippo Spoto, qua a Sant'Angelo Moxaro, a Caltabellotta Paolo Vetrano, a Bivona Carmelo Cancellieri. Io ho partecipato con un pacco di queste con trekking, poi con il trekking, poi lo spettacolo a Teatro Andromeda, questo Schizofrenie, e la sera cena. Vi posso dire che c'era gente da Catania, Messina, Palermo, Trapani e entusiasti. Ma ci sono tantissimi manager del Nord America che vengono a soggiornare in Sicilia, dormono al Verdura dell'elite, diciamo. Esatto, e quindi poi fanno quell'esperienza di viaggio che è l'esperienza più importante che si portano. Ora voi pensate, ai più è impensabile che un turista che viene da New York piuttosto che da Toronto va a visitare San Biagio. Cosa ci trova? Bravo, il piccolo borgo, la piccola il borgo, la comunità. Il borgo. C'era l'assessore Monreale che voleva inserirsi in questo contesto? Sì, mi voglio inserire perché proprio sabato ad Aragona verrà una troupe della TV di Stato giapponese a fare perché sta seguendo il percorso della via Francigena, la vecchia via Francigena. E verrà ospiti venerdì, verrà ad Aragona, sarà un'intera giornata e ci hanno chiesto esplicitamente di voler cucinare loro le nostre tradizioni culinarie aragonesi. Facciamo il tagano, facciamo la salsiccia. E c'è una troupe della TV di Stato giapponese che ci ha chiesto esplicitamente questo tipo di richiesta. E poi i borghi, insomma, ormai sono diventati i luoghi anche di soggiorno o comunque di ricerca turistica in tutte le parti della nostra meravigliosa Italia. È quasi impensabile che succeda questo, ma in realtà in questo nostro vivere frenetico quello di cui abbiamo bisogno è ritornare alle nostre tradizioni, al vivere slow, cioè avere le relazioni. Bene. Perché voi pensate che chi vive... capisco che è un argomento importante, è un argomento che mi appassiona tantissimo. Lo so. Magari troveremo altre situazioni per poterne parlare. E prima di ritornare con Carmelo Rappisi e la sua storia vergognosa, ancora qualche minuto dedicato a Enzo Di Natali, perché volevo ritornare ai partiti, ma anche ai partiti di una volta. So che c'è, stai curando, cosa hai curato, questo archivio storico dei partiti, Enzo? Sì, a Canicattì è nata un'associazione che si chiama Archivio Storico dei Partiti Politici e Movimenti Sindacali nella provincia di Agrigento. Il compito è quello... nostalgico, no? Cosa? C'è nostalgia, dico? No. È quello di raccogliere tutti i documenti, tutti i discorsi, tutto il materiale che si trova oggi nelle private abitazioni di deputati nazionali, regionali, a livello provinciale, anche comunali, che hanno persone che hanno militato nel Novecento nella vita politica. Perché così noi, raccogliendo questo materiale, andremo a fare ad esempio Fondo Democrazia Cristiana, Fondo Partito Socialista, Partito Comunista, Partito Repubblicano e via dicendo. Perché vogliamo raccogliere questo materiale, catalogarlo e metterlo a disposizione dei ricercatori per quanto riguarda la ricerca storica. L'archivio è nato ed è nato a Canicattì.
E proprio la C'è scorsa qualche settimana... cosa di sì. particolare, qualche chicca che magari ti ha un po' incuriosito? Qualche foto... Ma la cosa più bella è questa, che abbiamo salvato l'archivio, tutti i documenti della Democrazia Cristiana, dal 1946 in avanti. E questo lo devo dire grazie ad un favarese, Libertino Sorce. Libertino Sorce è stato grande e dobbiamo noi tanto, tu conosci Libertino Sorce, perché quando nel 92 finì la Democrazia Cristiana, lui si trovò dinanzi alla scelta cosa fare di tutta questa documentazione. Ha messo da parte, adesso lui l'ha salvata e devo dire il suo archivio insieme all'archivio che ci darà l'onorevole Palillo, l'onorevole Trincanate e tanti altri, noi riusciremo a fare qualcosa di bello e di grande. Quando è pronto magari storico, ce lo ricordi, così magari potremmo anche far vedere con piacere, ma non solo questo consentirà di tanto in tanto, quando noi andremo a fare la catalogazione di tutto questo materiale, di trovare documenti di un certo spessore, di un certo interesse, di alcune su cose cui noi faremo essere dei dimenticate, convegni. che invece questo significa che qualsiasi ricercatore della Sicilia che desidera conoscere qualche documento, qualche aspetto, qualcosa sul Novecento politico nella provincia di Agrigento, si recherà a Canicattì in Corso Umberto, dove tutto sarà catalogato, conservato in modo geloso, in modo scientifico e messo a disposizione del cercatore. Carmelo Rappisi, allora abbiamo parlato, accennato di questo docufilm che parla di emigrazione, in che modo? Ma è la famosa emigrazione siciliana agli inizi del Novecento. Praticamente c'è questa ragazza che è della quarta generazione di emigrati nelle Americhe, che ritorna in Sicilia per conoscere i luoghi dei suoi bisnonni e anche i motivi per cui questi se ne sono andati. Qui si imbatte in un bellissimo teatro e in una compagnia che va in giro per la Sicilia e prepara uno spettacolo proprio su questa emigrazione, sugli immigrati. E si imbatterà quindi in situazioni diverse e anche in pagine molto censurate sull'emigrazione siciliana, inedite anche. La regia di Nella Condorelli, l'ultimo lavoro sull'inchiesta sui fasci. Si parlerà anche dei fasci dei lavoratori, della situazione in cui vivevano i contadini ritornando al latifondo, al rapporto tra i gabellotti e i contadini sempre. E quindi è un lavoro molto forte, interessante, con delle pagine inedite. Questa compagnia si fermerà in qualche posto qui dell'area sicana e racconterà degli avvenimenti dei sindacalisti, della sorte di alcuni sindacalisti a San Stefano di Panepinto. È un lavoro importante. Adesso c'è da girare solo alcune scene, dei recuperi ancora. Ci hai portato un trailer, diciamo? Sì, abbiamo portato un trailer di quello che praticamente si occupa. Sì, prego la regia allora di mandarlo in onda, questo trailer del docufilm La storia vergognosa. Grazie. Tra il 1890 e il 1925 più di 5 milioni di persone partirono dall'Italia verso l'America. È la prima grande ondata migratoria della storia nazionale, un flusso enorme di gente che emigra da quasi tutte le regioni, dopo il 1900, soprattutto dalla Sicilia. Eccoli questi uomini e queste donne. Sono contadini, braccianti, operai, muratori, piccoli artigiani, maestri, artisti di strada, famiglie intere che lasciano case, cortili, masserie, miniere, quartieri di città e di campagna. Hanno costruito il progresso americano. Che cosa portavano con sé?
partivano dai moli di Napoli, di Genova, di Palermo, stipati in piroscafi sovraffollati. Spesso erano navi merci che esportavano generi alimentari e prodotti di miniera. Tra questi emigranti c'era anche chi si imbarcava clandestinamente e chi partiva con un passaporto falso fornito dalle organizzazioni illegali che lucravano sulla speranza dei poveri. In mare trovavano spesso la morte. Sul piroscafo Cachar nel 1988 ci furono 34 morti per asfissia. Nel naufragio del Sirio nel 1906 non si salvò nessuno. La chiamavano la Via dei Limoni. Era la rotta tra la Sicilia e l'America per l'esportazione della frutta. Divenne la via del grande esodo tra Palermo e New York. In un tempo come quello di oggi, di frettolose dimenticanze, questo film apre una finestra di memoria. Il filo rosso sono le cronache di un giovane giornalista del tempo. Veniva dal Polesine, anche lui era un emigrante. Ecco la sua New York, ricostruita attraverso questi scatti d'autore che fanno parte della ricerca alla base del film. Per capire i fatti di oggi, bisogna sapere come tutto è cominciato. Figlio, quando tu eri piccirillo, statavi pelesciati come un grigio. Un giorno mi portasti una farfalla, con l'ali d'oro e la pistuzza gialla. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Come tuo padre foste zappatore e te sostevi con i primi arbori e fuori di la porta. Carmelo, ci può essere un paragone, una similitudine con questa migrazione e con quella attuale? Sicuramente, infatti io sicuramente, infatti nella parte che io faccio due parti, uno è il custode, lì nella Sicilia orientale lo chiamano percanti, sarebbe il custode del tesoro, quindi il custode della storia, e poi porto in giro questa donna e a un certo punto dico proprio sta battuta, dico, ti faccio un esempio, come gli emigrati africani di oggi. Quindi sicuramente abbiamo visto anche gente che moriva a mare, gente che lucrava sui viaggi, stessa cosa che succede ora, attualissima. Purtroppo guardo l'orologio e siamo andati insomma qualche minuto oltre. Naturalmente sono stati argomenti e sono argomenti interessanti che magari richiedono più tempo, ma è questo, Target ha offerto anche insomma una finestra un po' più grande per parlare e discutere delle vostre argomentazioni. Prima dei saluti e dei ringraziamenti che Target si fa, per chi non lo sapesse, non semplicemente con un grazie e arrivederci, ma con un pensiero, una frase, un buon proposito, una citazione, insomma un qualcosa che caratterizza anche il vostro lavoro, il vostro essere. Ritorno la scena alla Mago Normal. Allora, abbiamo detto le carte e il terzo esperimento. Terzo occhio, chiamato così. No? Allora, oggi mi stupisco che non c'è neanche una donna, siamo tutti uomini, porca miseria. Avevi preparato cosa? No, questo è un gioco che solitamente faccio con una donna, in questo caso non con il nostro Samuel che già ha cantato, ha ballato, ha fatto i giochi con le immagini.
ma con il nostro organizzatore del giro, carnevale. Del carnevale, dando un pennarello così. Sì. No, però se mi mettete tutti i microfoni No, qua, allora, questo me lo porto a casa. No, diamolo a Samuele il microfono, diamolo a Samuele, questo metto dall'altra parte, Allora, quindi prendo Gerlando, sai che questo mago normal, mi raccomando, deve prendere una carta. Ancora con le carte. Sono belle le carte. Sì, la firmi. Io volevo che tagliassi, non lo so, una donna. Fai scomparire a Gerlando. Allora, queste cose si possono fare, però ci vuole più tempo. Rino ha firmato la carta, sì. Ok, allora, posi la carta qua. Posi. Ok. Adesso metto qui. Non ti piacciono forse le carte? No, avevo preferito, non lo so. Vabbè, anche perché mi fai levitare. No, ma poco fa non avevo fatto il gioco con le carte, avevo fatto il gioco di Kubik, che è stato bellissimo. E poi non sei entrato nel tempo dei 2 minuti, però, sei uscito fuori. Sì, e poi oltretutto con le carte ESP, che non sono carte da gioco, ma carte ESP. Vabbè. Ora adesso, carte da poker di nuovo. Allora, solo che aspetta un attimo, non mi ricordo esattamente che gioco devo fare, quindi devo leggere la scaletta, scusate. Ok, perfetto. Okay. Allora, adesso io cercherò di emozionare questa carta, ok? Motivamente parlando. Allora, lei ha scelto una carta, l'ha fatta vedere, giusto? Allora, guardami. Non sono Giucas, non vi preoccupate. Allora, guardami. Allora, adesso guardami. Sì, ecco adesso. Io ti volevo, adesso c'è il periodo di San Valentino e ti volevo invitare a cena. Vorresti venire con me? Ecco, si è emozionata, l'avete visto? Sì, la carta si è emozionata realmente, quindi se una carta si emoziona cambia colore, è ovvio, è palese, giusto? Sì. Potete confermare questo? Allora, era proprio quella che hai firmato tu, sì. E allora guardami però e mandami un bacio così a me. A reputazione. Ce allora, la siamo guarda, giocata. perché se ha cambiato davvero colore, una carta realmente cambia colore. Facciamolo vedere che forse così non si vede. Okay. Vai più stretto, Gerlando, ok, grazie. guarda. Sono tutte rosse e questa nera, allora? No, è blu, veramente. Blu, il mio paese mi sembra blu, questa carta. Allora, può dire qual era la carta? 8 di picche. 8 di picche. Ed è incredibile, una sola carta rossa e rossa è diventata blu. L'8, aspetta, adesso voglio che ti metti così. Mettiti così, Gino hai detto, giusto? Rino, cambia solo la prima lettera. Chiudi con l'altra mano, così, avvicinati. Adesso digli una frase, cosa ti senti di dirgli a questa carta? Non vi emozionare più. Ecco, vedi, già non sei un ottimo conquistatore dei cuori e non riesci a, diciamo, imbrondare nella tua carta e quindi ovviamente la carta è ritornata, si è visto perfettamente, penso che l'avete visto tutti. Gira la carta, gira. La carta è ritornata. Facciamola vedere? Rossa. La carta è ritornata rossa, bravo! Bravo Mago Questo Norman. gliela regalo, non gliela regalo. Però ci tengo a precisare che questa era una mia magia dicendogli non ti emozionare più, è ritornata come Giusto, grazie. Allora siamo arrivati ai saluti per questa puntata dove abbiamo insomma trattato diversi argomenti importanti, alcuni più seri, altri più leggeri per essere anche in tema di questo periodo. Serissimi, guarda, serissimi. Allora, grazie della presenza e della partecipazione a Mago Norman e Luca Piazza. Il tuo saluto e il tuo pensiero, Luca. Buon anno. Dato che è iniziato là, siamo ancora primi mesi dell'anno, quindi dai, buona carriera per tutti, per assessori, sindaci, cantanti, maghi. Io vi ringrazio sempre di avermi ospitato qui, che mi piace, ti conosco, sei un grande amico mio. Per chi ha bisogno di Mago Norman, può andare su Facebook, Mago Norman e troverà tutte le indicazioni. Esatto. Grazie della presenza e della partecipazione a Samuel Coniglio, il nostro cantante. Il tuo saluto, Samuel. Grazie mille per avermi invitato, ovviamente non so cosa dire. C'è un sogno nel cassetto? Certo,
quello ovviamente di diventare un cantante. Come seconda strada, in caso non riesce, mi piace molto giocare a calcio. Ah, ti piace giocare a calcio? Vabbè, insomma, seguiamo tutte e due le cose. Grazie della presenza e della partecipazione a Rino Vetro, direttore responsabile del Carnevale di Favara. Allora io auguro a tutti un buon carnevale, divertitevi e non fate sciocchezze. Grazie al collega giornalista e scrittore Enzo Di Natale. Voglio dare un annuncio: 28 di febbraio qui ad Agrigento, nella parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino, organizziamo un convegno a 50 anni dall'enciclica di Paolo VI, Umane Vite. Grazie all'assessore del Comune di Aragona, Francesco Monreale. Grazie a voi per l'invito, è stato un onore partecipare, essere qua con tutti voi. Un pensiero che voglio dare così in generale ai miei concittadini: la politica non è tutta cattiva, c'è la politica buona e la politica cattiva, bisogna saper distinguere. Grazie a Francesco Di Natale, presidente CNA Turismo e Commercio Sicilia. Grazie a voi. Noi abbiamo lanciato un hashtag in occasione di questo evento, hashtag facciamo vivere la Sicilia che vive, ha tanti followers, vi invito a seguirci. Grazie a Carmelo Rappisi, attore. Grazie a voi. A proposito della storia vergognosa, uscirà in autunno ed è un docufilm che tutti i siciliani debbono vedere, specialmente i giovani, gli studenti nelle scuole, importantissimo per il nostro futuro, perché senza, come si dice, non c'è futuro se non guardiamo il passato. La storia. Questa è la morale del film. Grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata e buon carnevale a tutti.